Začnemo. Dober dan vsem, un cordiale benvenuto e un saluto a tutti. So se priporočili, da naj bi bil uvod daljši od glavnih posegov, zato bom zelo na kratko pozdravil vse prisotne. Predvsem pa bi želel povedati, da to ne želi biti zgodovinsko srečanje, ne želi biti izredno srečanje, ampak je končno povsem normalno in naravno srečanje sodelovanja in povezovanja skupnega goriškega prostora, ki ga želimo vsi mi sooblikovati v popolnem sozvočju s prebivalci naših treh občin. Vse to ni naključno, a je sad prepričanega naprezanja treh sedanjih županov in tudi prejšnjih županov treh obmejnih občin. Vseh članov EZTS-ja, predsednika Goloba, želim tudi poudariti vseh članov EZTS-ja, ki prostovoljno opravljajo to funkcijo in prostovoljno se trudijo, da bi EZTS na najboljši način nadaljeval in uresničil cilje. Predvsem pa dovolite mi, da se zahvalim direktorci Sandri Sodini, ki je bila in je še vedno glavni motor tega sodelovanja. Un grazie a tutti i protagonisti, un grazie a tutti voi che siete oggi qui per questa assemblea congiunta. Prima di passare la parola ai tre sindaci, mi preme sottolineare che il GECT, come tutti ben sappiamo, è un organismo europeo, per cui ritengo opportuno che anche tutti noi usiamo i tempi europei dei nostri interventi, perché solo così saremo efficaci. Un grazie a tutti, hvala vsem in beseda županom. Hvala, Livijo, spoštovane svetnice in svetniki treh občinskih svetov, dragi kolegi župani, predsednik skupščine, direktorca EZTS-ja, dragi gostje, en prisrčen pozdrav v mojem imenu in dobrodošlica v Novi Gorici, v mestu Vrtnic, ki letos praznuje 70 let. Čeprav je Livijo v samem uvodu rekel, da to ni zgodovinski dogodek, zame je zgodovinski dogodek, ker se prvič srečujemo svetnice in svetniki treh občinskih svetov. Sam ocenjujem to srečanje tudi pomembno zato, da se seznanimo, kaj je bilo do sedaj narejenega in prepričan sem, da je bilo veliko narejenega. Naredili smo majhne, ampak pomembne korake v tem čezmejnem sodelovanju. Pred nami seveda so tudi novi izzivi in verjamem, da bodo tudi ljudje z obeh strani meje začutili te projekte, ko bodo šli v samo realizacijo. Sam osebno menim, da so projekti pomembni, za razvoj vseh treh lokalnih skupnosti in prebivalcev, predvsem, da začutijo te projekte tudi prek svetnic in svetnikov, ko naši skupni projekti, da lahko samo skupnimi močmi, sodelovanjem in povezovanjem ta prostor peljemo naprej. Naša prizadevanja dosedanja je priznala tudi Evropska unija, zato tudi v sredo si trije župani odhajamo v Bruselj na teden regij, ki je pomemben dogodek, tako imenovan, lahko rečemo tudi praznik Evrope, kjer bomo predstavljali in smo uvrščeni med tremi dvojčki, tremi mesti, ki bomo predstavljali projekte skupne. To je nenazadnje tudi cilj Evrope in Evropske unije in hkrati nam daje tudi navdih za druge projekte, katere se trudimo uresničevati skupaj. Danes na povabilo kolega
z Iberne smo imeli tudi novinarsko konferenco o plesnem festivalu, ki se bo zgodil v sosednji Gorici in Novi Gorici, in hkrati tudi tle vidim, da je ena odlična platforma tudi za našo kandidaturo Nove Gorice kot Evropske prestolnice kulture. Tudi sami vidimo, da je to priložnost, da tudi na področju kulture ovrednotimo ta prostor in samo s sodelovanjem tudi Gorice lahko pripeljemo do novih uspehov v tem prostoru. Nenazadnje imamo tudi načrte, kar se tiče posebne ekonomske cone, ki želimo prepričati tako slovensko kot tudi italijansko vlado, da ta prostor potrebuje en dodatno spodbudo na področju gospodarstva. Tako da že vnaprej se vam zahvaljujem vsem vam za podporo in predvsem za zaupanje, da ne glede na to, da smo dva različna naroda, dva različni kulturi, da gojimo medsebojno spoštovanje in prijateljstvo. Hvala in prijeten dan v Novi Gorici. Sindaco Ziberna. Così. Un grazie e un saluto naturalmente da parte non solamente mio, ma da parte anche dei consiglieri comunali oggi convenuti qui da Gorizia, ai sindaci Turk, ai sindaci Arcion che mi ha preceduto, al presidente Golob, alla direttrice Sossodini, al moderatore Livio Semolic, ai media che sono presenti, ai diversi collaboratori e tecnici che sono oggi insieme a noi. Giustamente l'amico e collega Arcion sottolineava il momento simbolico, l'importanza simbolica di questo appuntamento. Non sfugge a nessuno, ne parlavo all'inizio con dei giornalisti, che non soltanto 100 anni fa, perciò alla fine della Prima Guerra Mondiale, non soltanto 70 anni fa, in occasione delle tragedie che hanno nuovamente colpito il nostro confine, ma neppure 15 anni fa avremmo mai pensato che oggi 3 consigli comunali avrebbero potuto riunirsi non già per un appuntamento simbolico, un partnership, un gemellaggio che si fanno con continuità senza alcuna valenza amministrativa, ma invece con un impegno politico, fortemente politico e anche declinabile in modo anche amministrativo. La dimostrazione che laddove si moriva 100 anni fa o laddove si moriva 70 anni fa, oggi questo stesso confine fa nascere. Non è un termine improprio, anche perché gli amici di Gorizia sanno quanto sia stato importante per noi ottenere nell'ambito della sanità transfrontaliera la realizzazione ad esempio anche di una casa del parto nella nostra città, un Isonzo che per tanti anni ha fisicamente separato 2 comunità. Questo Isonzo oggi viene preso proprio come elemento cardine, elemento di unione tra 2 comunità, nella consapevolezza che non soltanto questo territorio, ma un territorio ancora più vasto. Oggi naturalmente parliamo soltanto del GECT, ormai deve essere preso come punto di riferimento per promuovere tutto il territorio, ripeto, un territorio molto più ampio addirittura del nostro GECT. Ma la dimostrazione che non si tratta di un appuntamento occasionale questo è il fatto che oramai le 2 città stanno disegnando il loro futuro insieme. È indubbio che non si può pensare a 2 città che crescono anche dal punto di vista del traffico se non si considerano un progetto unico, un pulsare unico, una crescita unica. Sempre con dei giornalisti, prima avevo fatto una battuta. Quando 2 persone corrono e c'è una gara, quando c'è dell'agonismo, chi è davanti cerca di allungare sempre di più il passo rispetto a chi è dietro. Oggi siamo passati da un agonismo al piacere di stare insieme, cioè chi oggi è davanti e si accorge che è quello dietro, per un motivo qualsiasi, è in posizione arretrata, chi è davanti oggi si ferma, nella consapevolezza che oggi solo insieme si vince e insieme si perde. Ma vale un discorso che io faccio anche per quei parti italiana con la destra Isonzo, come Falcone, perciò siamo della consapevolezza che ormai il territorio, addirittura anche il GECT, fra un po' andrà stretto e che dobbiamo capire che il territorio sempre in modo più ampio deve essere preso
punto di riferimento. Ed ecco perché io credo che questa, grazie al Presidente, grazie ai sindaci anche precedenti, grazie alla direttrice, questo GECT si è guadagnato letteralmente sul campo, non onorificenze ma il riconoscimento di essere punto di riferimento anche pratico, punto di riferimento per tutti coloro che in Europa intendono parlare d'ora innanzi di GECT. Ed ecco perché noi crediamo che grazie a quello che il GECT oggi ha rappresentato, è in grado di rappresentare, oggi possiamo chiedere di più. Come diceva anche il collega Arcion, andare oltre, perciò pensare di mettere in questo contenitore GECT, oltre la sanità transfrontaliera, oltre il Fiumicino in termini di promozione, metterci dentro, reinsistere per quanto riguarda le infrastrutture, parlare poi di punti di riferimento culturali, come nel senso di punti di riferimento anche identitari, capaci però di portare ricchezza, portare occupazione per tutto il nostro territorio attraverso la nostra promozione. Ecco perché noi crediamo che nell'appuntamento fra pochi giorni al quale saremo presenti insieme all'amico Turk Arcion, parleremo di tutto ciò, parleremo di traguardi che sono sempre più ambiziosi, ma abbiamo visto che insieme un traguardo anche ambizioso siamo capaci di raggiungerlo. Grazie. Prosim župana Milana Turka. Spoštovana kolega župana, spoštovane članice in člani občinskih svetov vseh treh občin, ki skupaj tvorimo Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje GO, spoštovani člani skupščine skupaj s predsednikom skupščine združenja, direktorica EZTS-ja in vsi ostali prisotni. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj danes z vami, sedaj, ko vas tako malo pogledam, vas zelo, zelo veliko že poznam in se med vami počutim zelo domače, kar je lepo, ker smo konec koncev vendarle prvič tukaj tako zbrani, na različnih krajih se srečujemo ločeno, ampak to, da smo danes pa vsi skupaj tukaj v tem prostoru, je pa nekaj zelo lepega. Jaz bi rad bil praktičen. Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje je porabilo kar veliko časa za to, da se je ustanovilo, da smo nekako si zastavili cilje, da smo zdaj nekje na sredini izvajanja ali pa mogoče malček manj kot na sredini izvajanja dveh pomembnih projektov, za katere smo dobili odobrena znatna evropska sredstva in ki jih želimo pripeljati do realizacije. Ko bojo ti projekti končani, ko bo od njih nekaj ostalo, bojo ljudje pravzaprav prvič znali oceniti in realno prepoznati to dodano vrednost Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Saj to, da smo mi danes tukaj, je zelo lepo, ampak nekaj pa mora biti tudi še za vse ostale, ki pravzaprav zaradi katerih tako občinske uprave kot občinski sveti in tudi Evropsko združenje obstaja. Projekta, ki jih Evropsko združenje namerava realizirati, sta zastavljena širše, nista namenjena samo območju treh občin, ki ga to združenje nekako pokriva, ampak sta zastavljena širše. Se pravi, v te projekte bodo tako ali drugače vključeni prebivalci in občine širšega območja, kar je tudi prav. In tako kot je že kolega Ziberna napovedal, je prav, da je Evropsko združenje tudi v bodoče, verjetno za naslednjo finančno perspektivo, odprto, mogoče tudi za povečanje. Se pravi, da se prostor, ki ga tako združenje pokriva, razširi na nekatere druge sosednje občine. Jaz bi se vam zahvalil vsem skupaj tudi za dosedanjo podporo, čeprav je morala kar dolgo trajati, tudi za vztrajnost z nami in potrpežljivost, tudi za vse upanje, ki ga polagate tako v organe Evropskega združenja, kot tudi v same občinske uprave in občinske svete. Skupaj lahko za ta skupen prostor še veliko naredimo. Mi smo to pripravljeni in verjamem, da nam boste pomagali. Hvala. Hvala župan, zdaj beseda predsedniku Robertu Golobu. Hvala Livijo, drage prijateljice in prijatelji,
spoštovani župani, kolegice in kolegi. Ko sem bil mlajši, sem dosti hodil po svetu in ko sem se odločil, kje bom preživel svoje življenje in kje bom vzgajal svojo družino, je bila ena od pomembnih prednosti, zakaj sem se odločil za vrnitev v Novo Gorico, ravno bližina meje s sosednjo Italijo. Nekateri pravijo, da si obsojen na življenje ob meji. Jaz sam v tem vidim velik privilegij. Privilegij živeti ob meji v trenutku, ko imamo s sosednjim narodom tako dobre odnose, je v bistvu nekaj zelo redkega in si tega lahko vsi samo želimo. Sam vidim v delovanju EZTS bistveno več, kot sta samo ta dva prva projekta, pa sta že ona dva sama po sebi dovolj velika. EZTS je v resnici postavljal cel kup mejnikov v svoji 5-6-letni zgodovini. EZTS je prvi tak organ, ki je začel izvajati s tako imenovanimi celostnimi teritorialnimi naložbami. EZTS je prvi organ, ki je postal edini upravičenec do denarja iz tega naslova. In danes EZTS ne samo simbolično, ampak tudi dejansko prevzema določena pooblastila občinskih svetov. In to občinskih svetov iz dveh držav, članic Evropske unije. Če ne bi bilo Evropske unije, to ne bi bilo možno. Pa če se bi to še tako ali tako želeli, ker ne bi imeli pravne podlage. In tudi tukaj je EZTS, če hočete, prvi ali pa znanilec novih časov. In vsi smo lahko zadovoljni, da je temu tako. Še ena zadeva, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna in je bila že izpostavljena. Seveda sta ta dva projekta pomembna, ampak vedeti moramo, da zbujajo tudi zelo velika pričakovanja ljudi, naših ljudi, da se zadeva ne sme ustaviti. In jaz apeliram tudi na občinska vodstva, na kolegice in kolege v občinskih svetih in tudi na župane, da tudi pri razvoju ostalih projektov vključimo to čezmejno komponento od samega začetka. Zaradi tega, ker v tej situaciji, kjer smo danes, je dejansko vsota posameznih korakov, ko jo gledamo kot celoto, bistveno večja od tega, kar lahko doseže vsak posamezen. Zato sem vesel, da vas je danes tukaj toliko z nami in prepričan sem, da bomo čez 10 let gledali nazaj na ta dogodek z velikim zadovoljstvom. Hvala. Sedaj pa damo nekaj več časa direktorci Sodini, da predstavi projekte. Hvala. Grazie Livio, ringrazio i sindaci, ringrazio il Presidente, ovviamente ringrazio la folta platea, i consiglieri comunali e ringrazio anche i membri dell'Assemblea del GECT che si sono uniti oggi insieme per discutere, presentare e approvare anche l'importante impegno politico per il futuro delle nostre attività. Io spero, non voglio dilungarmi, io penso che ci sarà anche occasione futura per, come diceva giustamente Livio in apertura, per rendere questi incontri continuativi, per cui oggi presentiamo delle linee di principio e i primi contenuti in maniera abbastanza riassunta. Io penso che ci sarà occasione poi di continuare questo rapporto con i consigli comunali anche man mano che le progettualità si svilupperanno. Come giustamente si diceva prima, non è che non abbiamo fatto in passato, oggi c'è probabilmente una costruzione più visibile per i cittadini, ma per arrivare qui abbiamo dovuto lavorare negli scorsi 4-5 anni creando un nuovo modello. Il GECT, l'ho detto molte volte, è uno strumento che bisogna utilizzare per lo sviluppo delle nostre 3 città. Cosa significa lo sviluppo integrato delle nostre 3 città? Significa immaginare insieme qualcosa che fino a poco tempo fa era disgiunto e separato. Mettere insieme però, diciamo, 2 modelli non è semplice e ad oggi siamo in una fase totalmente innovativa
che abbiamo concluso come prima fase e che adesso ci porterà alla realizzazione concreta degli indicatori di risultato che presenteremo poi all'Unione Europea. Il beneficiario unico è un modello che abbiamo creato qui. Per chi conosce un po' la progettazione europea, di solito i progetti sono sempre svolti da partner, da una parte e dall'altra del confine. Ogni partner giustamente svolge le proprie attività con una metodologia unica, con diciamo un approccio integrato. Qui invece noi stiamo utilizzando uno strumento che da solo intende coprire tutti e tre i nostri territori, cosa ben diversa da avere 3 partner che si coordinano, cosa ben diversa anche da un punto di vista amministrativo, perché noi abbiamo una stazione appaltante unica. Stazione appaltante unica significa che tutto ciò che prima non si poteva fare perché c'era il confine, perché il Comune di Gorizia poteva arrivare fino alla rete o ex rete, il Comune di Nova Gorizia e di Szentpéter altrettanto, oggi questa barriera invalicabile è stata tolta. E questo è il lavoro che è stato fatto in questi anni, un lavoro che ha coinvolto la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha coinvolto la Regione del Veneto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte italiana, il Ministero dello Sviluppo Economico da parte slovena e ovviamente l'Unione Europea, che ha dato un grosso aiuto e un grosso supporto anche tecnico. Sapete, perché non è cosa nota, la dotazione finanziaria dei 2 progetti. Ricordo anche che abbiamo una innovazione importante, perché lo Stato italiano ha cofinanziato per la parte restante sia gli interventi in Italia che gli interventi in Slovenia, dando così la possibilità di poter raggiungere 5 milioni di euro più 5 milioni di euro di finanziamento pieno, per cui Unione Europea più fondi nazionali. Parliamo in primis del progetto Isonzo. Il progetto Isonzo ha 2 momenti principali. È un'opera infrastrutturale, certo, perché sappiamo tutti che si tratta di una ciclabile. Prima però della ciclabile noi ci siamo posti tutta una serie di interrogativi. In realtà la ciclabile a chi serve? La ciclabile che cosa soddisfa? Qual è la domanda? Qual è l'offerta? Quante persone, turisti, abbiamo nel nostro bacino? Quali sono i dati che noi oggi possediamo? E in realtà ne abbiamo molto pochi, anche perché, come sempre, sono o da parte slovena o da parte italiana, per cui un unicum, uno studio unico per la valorizzazione del nostro parco transfrontaliero dell'Isonzo non c'è. Per cui la prima attività sarà proprio quella di esaminare esattamente l'offerta dei servizi e la domanda di servizi, anche in vista di che cosa? Del fatto che la nostra ciclabile transfrontaliera vuole diventare comunque un pezzo, diciamo, di collegamento della più importante ciclovia dell'Isonzo, che parte dalla Val Trenta e arriva fino a Grado. Sono più o meno 180 chilometri che consentono di andare dalla montagna al mare. E lo snodo transfrontaliero è sicuramente più complesso. Pertanto la ciclovia non è solamente una ciclovia urbana, è una ciclovia di collegamento dei parchi, ma è anche una ciclovia che in una misura più importante collega tutta l'area dell'Isonzo. Il secondo blocco di attività riguarda invece la realizzazione fisica della pista ciclabile. Dopo aver capito bene qual è l'offerta, anche per farla passare nei posti giusti, anche per capire se servono i contabici, se servono le pompe per le biciclette, che tipo di servizi, quali sono anche l'offerta, diciamo, da un punto di vista della ricettività dall'una e dall'altra parte del confine, giungeremo poi alla infrastrutturazione dell'opera. Non è molto bella, ma forse perché è troppo piccola, però ho voluto dare l'esemplificazione della area in cui ci saranno i lavori. Vedete le 3 città, l'area in giallo e le aree rosse, l'area in giallo e l'area dell'Isonzo, dove ci saranno i collegamenti da Salcano fino
al parco di Piuma, a Gorizia, e poi le diramazioni verso la Transalpina e Szentpéter-Wertőjba. Abbiamo una, diciamo, mappa più bella nel GECT che non era possibile trasportare, chi vuole venire è invitato assolutamente a vederla. Per cui, cosa abbiamo promesso noi nel nostro progetto? Noi abbiamo promesso di fare una conferenza dei servizi transfrontaliera, che vi spiego subito cos'è. Noi ci troviamo a fare un'opera su entrambi i lati del confine. Questo significa che le autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, eccetera, eccetera, saranno diverse. In Italia abbiamo l'istituto della conferenza dei servizi, in cui si possono riunire le amministrazioni per chiedere dei pareri, che poi sono anche vincolanti, in ordine ai permessi, le autorizzazioni. La nostra ambizione, questo è anche tra l'altro un pilota in Unione Europea, è quella di poter, anche se non avrà valore legale, fare una conferenza dei servizi sia con gli enti italiani che con gli enti sloveni, che dovranno dare l'autorizzazione alla ciclabile. Questo anche per uniformare l'opera in maniera da avere la stessa e la medesima particolarità costruttiva, e per anche iniziare a far dialogare gli enti che sono dall'una e dall'altra parte del confine. 12 chilometri di piste ciclabili che collegheranno appunto dal Kayak Center, per capirci, l'inizio della Salcano Plave fino al parco di Peuma, passando per Via degli Scogli, e poi l'asse che andrà verso la Transalpina, con la costruzione di sicuramente una passerella pedonale in territorio di Salcano e un rafforzamento dell'attraversamento dell'Isonzo anche da parte italiana, e infine la realizzazione di una area ricreativa anche di parcheggio camper nell'area di Szentpéter-Wertőjba. Tempi. La conferenza dei servizi probabilmente avverrà in più tranche, perché in più tranche avverrà anche l'opera. Non sarà un appalto unico, per capirci, anche se la stazione appaltante sarà il GECT, ma ci saranno più lotti. Il primo lotto sarà sicuramente il ponte di Salcano, che ha già il permesso per costruire, dopodiché ci sarà una progettazione il più possibile congiunta da un punto di vista della fattibilità, del progetto di fattibilità per l'area della Transalpina e l'area che da Salcano va al parco goriziano, e insieme, probabilmente anche questa in prima battuta, ci sarà la realizzazione dell'area ricreativa Szentpéter-Wertőjba, perché anche quest'area ha già ricevuto il permesso per costruire, per cui ci saranno 3-4 blocchi di progettazione e poi di costruzione dell'opera. I tempi sono questi, dettati dalla spendibilità dei fondi. L'opera deve concludersi a dicembre 2020, il progetto si concluderà a marzo 2021. Passiamo al secondo progetto, sanità. Dunque, mentre l'Isonzo è poco articolato in un certo senso, semplice da descrivere, il progetto sanità è un progetto importante, perché è un progetto che va a soddisfare più fabbisogni, che va a impiantare, diciamo, a settorializzarsi su 4 grossi blocchi, che sono la salute mentale con il progetto autismo, la gravidanza fisiologica, il CUP transfrontaliero e la collaborazione e integrazione dei servizi sociali. Ovviamente il GECT non ha le competenze e le funzioni, per cui il nostro ruolo sul territorio è un ruolo importante proprio per far incontrare gli enti, incontrare e soprattutto iniziare a collaborare congiuntamente con i 3 comuni, l'azienda per i servizi per l'assistenza sanitaria numero 2, l'ospedale di Idria, l'ospedale di Szentpéter e la Casa della Salute di Nova Gorica. Saranno gli enti attuatori, insieme a noi, insieme ai comuni, dei progetti. Tutti e 3 i grossi blocchi, cioè salute mentale, gravidanza, autismo, avranno una metodologia unica, e cioè, in primis, dobbiamo studiare per entrambe le funzioni
come funziona in Italia e come funziona in Slovenia. Voi non avete idea di quanti siano diversi i sistemi, ma i sistemi sono diversi perfino nelle professioni mediche, nelle competenze che il medico esplica. C'è un problema anche da un punto di vista delle coperture assicurative. Cosa significa se un paziente di Nova Gorica viene preso in carico da un medico di Gorizia? Cosa significa se un paziente di Gorizia viene trattato a Nova Gorica? Come funziona questa cosa? Finora nessuno l'ha studiato. Bisogna prendere una specie di super tesi di diritto comparato, in cui noi adesso abbiamo costruito delle task force a livello normativo di giuristi soprattutto, e anche persone che si occupano dei rimborsi sanitari e che stanno analizzando nello specifico tutta la varietà di norme che inquadrano questa cosa. Senza questo è difficile andare avanti, perché non si capiscono neanche le responsabilità, e per cui capite bene che è una materia molto importante da sviscerare. Per arrivare dove? Per arrivare alla costituzione delle equip mediche congiunte. Significa che cosa? Che tutti i casi che verranno trattati nell'ambito del progetto sanità verranno trattati da un'equipe che avrà un protocollo unico costruito sulla base delle migliori eccellenze sia da parte italiana che da parte slovena, un protocollo metodologico che darà la possibilità all'equipe di studiare i casi, di discuterli insieme, e poi ovviamente il medico italiano molte volte avrà in cura il paziente italiano, magari il medico sloveno avrà in cura il paziente sloveno, ma tutto quello che c'è, diciamo, relativo all'assistenza dei pazienti viene fatto a livello transfrontaliero. Questo è l'unico modo per iniziare a far dialogare i servizi, perché ad oggi nessuno ha mai messo insieme questi servizi. Pertanto, per iniziare a capire come farli funzionare insieme, perché sarebbe più semplice, tra virgolette, aprire un nuovo ospedale per tutta l'area, ma mettere insieme 2 ospedali e 2 sistemi sanitari è più complesso. Ecco, per capire questo è importante mettere insieme i medici, mettere insieme le persone che sono nell'ambito sanitario e iniziare a costruire dei nuovi modelli. Noi pensiamo che si potrà andare più avanti poi nella erogazione dei servizi, ma senza questo passaggio l'erogazione dei servizi congiunta non potrà mai esistere. Cosa significa? Che cosa noi otteniamo con questi progetti? Senza entrare poi nello specifico dei singoli progetti, che volendo lo possiamo anche fare, ma io intanto do una prima excursus della nostra attività. Intanto si amplia i servizi per la cittadinanza delle altre città, perché in effetti magari un servizio che non esiste in Italia c'è in Slovenia, un servizio che non c'è in Italia, che non c'è in Slovenia c'è in Italia. Inoltre si amplia il bacino dell'utenza, perché noi adesso ovviamente abbiamo un bacino diciamo metà e metà. Se lo mettiamo insieme pro futuro avremo un bacino più ampio e anche per cui una voce più importante. Avremo un aumento della qualità dei servizi grazie all'integrazione delle eccellenze. Questo vale per la gravidanza, per la salute mentale, per l'autismo. Assolutamente abbiamo una integrazione assoluta delle eccellenze, e dove tra l'altro ci serve andremo a cercarle dall'esterno. E per cui sarà anche un motivo di crescita per il nostro territorio, perché ad esempio per la gravidanza, dove dobbiamo impiantare un nuovo modello di gravidanza fisiologica, andremo nei migliori ospedali dove la gravidanza fisiologica viene trattata in maniera innovativa ad imparare, ma come equipe congiunta, per costruire un modello congiunto. E poi, attraverso questi primi anni di integrazione dei servizi sanitari, noi capiremo molto di più come si può fare veramente l'integrazione, perché partiamo da un punto di vista operativo un po' dall'anno zero, perché tantissime tematiche, nonostante anche la direttiva di mobilità dei pazienti, eccetera, sono strettamente nazionali.
Il CUP transfrontaliero è un progetto invece più diciamo amministrativo, chiamiamolo così, gli altri sono progetti più sanitari. Prima cosa, capire quali sono i servizi che vengono erogati dall'una e dall'altra parte del confine, selezionare quali possono essere i servizi in base alle liste d'attesa, in base appunto all'esistenza del servizio, eccetera, che possono essere erogati sia da parte per i cittadini italiani che per i cittadini sloveni, e realizzare una piattaforma che interroghi due sistemi, cioè il sistema italiano di prenotazione e il sistema sloveno, perché non si possono mettere insieme perché sono completamente diversi, ma con una piattaforma si possono integrare in maniera che il cittadino possa prenotare determinate prestazioni nell'ospedale di Gorizia o nell'ospedale di Szentpéter-Wertőiba a seconda dei tempi di attesa, del tipo di prestazione, eccetera. La particolarità del CUP transfrontaliero, la cosa più complicata, è fare in modo che il cittadino non paghi. Nel senso che in questo momento se io voglio andare, se un cittadino sloveno vuole venire a Gorizia o se io voglio andare in ospedale a Szentpéter, devo anticipare i soldi. Invece noi cercheremo di trovare un meccanismo affinché il cittadino non paga e la prestazione direttamente viene commutata, diciamo, tra gli ospedali e tra i servizi sanitari. Pertanto questo va oltre la direttiva di mobilità dei pazienti, che dà la possibilità sì di poter avere un servizio all'estero, ma di anticipare la spesa oppure certe volte di non vederla neanche rimborsata. Servizi socioassistenziali. Questo è l'ultimo blocco del progetto Salute. Ci sono delle proprio casi concreti in cui i nostri servizi socioassistenziali già lavorano assieme, ma che nulla è istituzionalizzato. Nel senso che vengono per esempio persone che non hanno una fissa dimora e vengono mandate a Nova Gorizia perché c'è un dormitorio, oppure vengono persone, diciamo, che hanno dei problemi di inclusione sociale e che vengono trattati a Gorizia, oppure che mangiano a Gorizia e che dormono a Nova Gorizia. Faccio degli esempi molto pratici così ci capiamo su di che cosa abbiamo bisogno. Non c'è un accordo tra i comuni che istituzionalizzi questi scambi, né tra l'altro, essendo noi comunque una città, 3 città, ma insomma diciamo un agglomerato unico transfrontaliero, ci sono molti matrimoni misti. Ci sono molti bambini che nascono a Nova Gorizia che magari vengono ad abitare a Gorizia, ci possono essere dei problemi sociali e molte volte i servizi sociali non sanno come affrontarli. Questi sono problemi molto concreti a cui serve una soluzione, e questo progetto servirà proprio per riuscire a creare un protocollo congiunto dei sistemi informativi e anche delle soluzioni integrate per tutta una serie di casistiche relative all'inclusione sociale di cittadini appunto svantaggiati dell'intera area, per poter servire meglio e poter fornire più servizi. Ecco, io qui ho dato questa mia prima carrellata, spero di non essere stata troppo lunga. Grazie Sandra, sei stata molto esaustiva e chiara. La parola a voi, tenendo conto che, come dicevo prima, questo è un primo incontro, è un inizio di un percorso da fare insieme. Prosim, vam besedo. Innanzitutto buonasera, un cordiale saluto ai sindaci, agli assessori, ai colleghi consiglieri, ai cittadini che ci stanno seguendo con la diretta streaming. Chiederei cortesemente di presentarsi. Sì, piacere, sono Andrea Tomasella, consigliere comunale a Gorizia.
Per me è un grandissimo piacere poter essere qui con voi per partecipare a questo primo incontro transfrontaliero dei consiglieri comunali di Gorizia, Nova Gorica e San Peter Vrtojba. Ritengo questa occasione importantissima poiché per la prima volta nella storia ci incontriamo congiuntamente con l'obiettivo di rafforzare la nostra collaborazione e instaurare un dialogo costruttivo per lo sviluppo del nostro territorio. Se le tematiche del nostro incontro sono interessantissime, grazie alla disamina dei risultati attesi dei progetti Parco Trasfrontaliero Isonzo Socia, costruzione di un network di servizi sanitari trasfrontalieri, oltre che la discussione sull'accordo congiunto sulla pianificazione... E chiederei anche più lentamente perché abbiamo la traduzione. Sulla pianificazione normativa degli interventi trasfrontalieri, permettetemi anche di guardare al significato che assume questo evento. Senza dubbio alcuno, il modello di governance che il JETGO propone è unico ed innovativo. In tal senso possiamo quindi definirci dei pionieri nell'attuazione di una metodologia di un lavoro che potrebbe costituire una best practice da esportare in futuro su tutto il territorio europeo. Il JETGO è uno strumento rivolto alla reale autonomia del nostro territorio. Chiedo cortesemente, Sì. c'è la traduzione simultanea per sì, cui è difficile. Guardi, perfetto. Il JETGO è uno strumento rivolto alla reale autonomia del nostro territorio e ci consentirà di superare quegli scogli che rendono macchinosa la cooperazione trasfrontaliera. Grazie a un team di persone delegati e rappresentanti dei due Stati che potranno lavorare all'attuazione del progetto, alla promozione del JETGO e quindi contribuire all'unità europea nel nome dei popoli e delle identità locali, parafrasando il sociologo polacco Zygmunt Bauman, questo progetto ci consentirà di pensare globale e agire locale. Quindi sostanzialmente di condividere alcune progettualità future come piste ciclabili, sanità e servizi per le persone, ma guardando più là anche raccolta di rifiuti, energia elettrica per i palazzi pubblici ed eventi culturali. Quello che il JETGO potrà fare a medio e lungo termine dipenderà soltanto da noi, dall'impegno che ci metteremo e quanto saremo in grado di credere in questo progetto con lungimiranza. Ciò che riesco a vedere io è un'opportunità unica per far crescere le nostre comunità, mettendole assieme nel rispetto delle nostre diversità, ma perseguendo obiettivi comuni e potendo contare su un ambito di più di 60.000 cittadini. Certamente bisognerà iniziare da zero, poiché questo genere di iniziative vanno sviluppate col tempo e con pazienza. Inoltre è fisiologico che le nostre strutture amministrative attualmente non siano conformate per questo tipo di interventi. Tuttavia, muovendoci congiuntamente nella medesima direzione, questo progetto ci consentirà di erogare dei servizi ad un costo minore ma di maggiore qualità, con minor sforzo ma più efficaci. Non secondario anche l'effetto di rafforzamento che avremo sulle nostre identità territoriali. Grazie a JETGO potremo far sì che la nostra area di confine diventi un modello in ambito internazionale per superare le difficoltà burocratiche che, ancor più nelle zone di confine, rendono difficili i progressi di cooperazione nei progetti di sviluppo del territorio. Inoltre, in un'epoca sempre più rivolta al global, il JETGO inverte il paradigma e concentra gli sforzi in un'area che è local, ricercando valori di unità urbanistica, un senso geometrico di continuità territoriale e costruendo dei modelli secondo cui culture, lingue e mentalità amministrative differenti possono essere armonizzate nella gestione dei servizi per i nostri cittadini. Insomma, il JETGO ci permetterà non solo di garantire una continuità territoriale sotto il profilo dei servizi, un profilo unico nell'offerta turistica, naturalistica, delle piste ciclabili e dei parchi, ma anche di presentare al mondo un mosaico con tutte le nostre eccellenze e di farlo trasmettendo un senso di unità che certamente ci contraddistingue. Mi avvio a concludere questo breve intervento con alcuni auspici personali, perché al di là dei buoni propositi ci sono anche degli obiettivi che bisogna darsi e perseguire con impegno. Quello che il JETGO può essere, oltre a un'utilissima progettazione europea per reperire i fondi da utilizzare per costruire infrastrutture da utilizzare assieme, è soprattutto un'idea nuova di condivisione dei servizi, un'opportunità per il futuro per avere altri momenti politici comuni, come la plenaria di quest'oggi, che consente a 3 consigli comunali di lavorare assieme e di prendere decisioni che coinvolgono i 3 spazi comunali, creando un modo unico di lavorare, sicuramente in Italia e forse anche in Europa. E non so la vostra opinione, ma io mi sento orgoglioso di essere qui con voi a fare cose uniche. Questa è la vera Europa, l'Europa dei popoli. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.
Prisrčen pozdrav vsem tem županom, predsedniku skupščine, direktorici in seveda kolegicam in kolegom, svetnikom vseh treh občinskih svetov. Sem Valter Vodopivec, vodja svetniške skupine socialnih demokratov. Jaz moram izraziti svoje zadovoljstvo, da smo danes tukaj izbrani. Nenazadnje smo mi skupaj s kolegi socialnimi demokrati iz Šempetrske občine in pa kolegi PD iz Goriške občine že spomladi 2015 predlagali to srečanje, tudi zato, da si izmenjamo med seboj poglede in pa občutke na delo EZTZ. Moram reči, da se zahvali tukaj direktorici za njeno poglobljeno predstavitev vseh projektov. Mislim, da ne zgrešim, če izrazim prepričanje, da je sedaj bistveno bolj jasna slika, kaj namerava ta EZTZ v prihodnjem obdobju početi. Ker pa sem nekje zasledil, da bomo posebej na ločenih sejah mestnih oziroma občinskega sveta sprejemali posebne ali pa določene odločitve, apeliram že sedaj, da se tako srečanje pogosteje zgodi, zato da si vnaprej predstavimo poglede vseh treh občin, svetnikov in svetnic, da bomo lažje iskali neke sinergije ali pa, bi rekel, lažje usklajevali končne rešitve in končne, bi rekel, odločitve za vse te projekte. Toliko z moje strani, še enkrat hvala vsem. Tudi ne smemo pozabiti tukaj na občinske uprave, ki bodo morale odigrati pomembno vlogo pri pripravi vseh dokumentov. Hvala. Hvala lepa. Buonasera, sono il consigliere comunale di Gorizia Alessandro Feri. Dober večer, sem svetnik v občinskem svetu v Gorici, Alessandro Feri, in pripadam občanski listi Goricija. Bom govoril v slovenščini, ker smo danes tukaj pri vas gosti in bi rad povedal, da smo tukaj prisotni z zelo velikim zadovoljstvom. Naša lista si od vsega začetka prizadevala, da bo podpirala EZTS, ker smo zelo prepričani, da je bodočnost našega skupnega teritorija predvsem v čezmejnem sodelovanju. Majhni smo, skupaj združeni postanemo veliki, postanemo akteri na tem prekrasnem področju, ki je Evropa, in to v centralnem delu Evrope. Zelo se zavedamo, koliko truda je bilo potrebno, zato da smo prišli na to izhodično točko. Zelo vemo, koliko dela je še potrebno in zavedamo se, koliko so tudi važni projekti, ki jih bo speljal JECT. Predvsem pa moramo poudariti, da ne glede na gospodarsko korist, na gospodarski doprinos, ki bo vse to pripeljalo, se moramo zavedati, kaj bo to pomenilo predvsem v medosednimi odnosi. Tukaj bodo delali ljudje, bodo delali skupaj, bodo skupaj sedeli pri mizah in vsaki dan se bodo soočevali s raznimi vprašanji, ki bodo morali reševati. In to bo vzpostavilo take tesne stike med temi ljudmi in to se imenuje prijateljstvo. Iz tega bo nastalo prijateljstvo, ki je izredno velika in dragocena vrednota, ki jo bomo pridobili preko EZTS-ja. Še enkrat vsem najlepša hvala. Hvala. Grazie. Buonasera, sono Marco Rossi, consigliere comunale a Gorizia, capogruppo del Partito Democratico. Ringrazio i sindaci e i colleghi consiglieri. Io mi unisco innanzitutto all'appello dell'amico Valter Vodopivec, con il quale come Partito Democratico collaboriamo ormai da diversi anni e credo che sia un invito, un auspicio che faccio che anche tutte le forze politiche di qua e di là del confine, nelle diverse famiglie politiche europee, possano fra loro collaborare in maniera tale che si crei anno dopo anno una specie di spazio politico comune ai tre comuni. Mi piace ricordare stasera che
Penso che se oggi siamo qua lo dobbiamo anche ai tanti sindaci di Gorizia e Nova Gorizia e di Schempeter che si sono succeduti nel corso degli anni, dall'epoca di Martina negli anni 60 fino anche a Brancati e Brulz che nel 2004 qui festeggiarono l'entrata della Slovenia e di tanti altri paesi dell'Europa orientale nell'Unione Europea e credo che possiamo anche pensare a partire da oggi, facendo quegli incontri che prima suggeriva Walter, anche prospettive future nelle nostre città. Per esempio sapete certamente che la senatrice Fasiolo, come sicuramente sa il sindaco Ziberna, ha annunciato che le ferrovie italiane hanno confermato la disponibilità delle risorse economiche per completare quel tratto di ferrovia che permetterà di unirci meglio alla stazione delle lunette ferroviarie famose alla stazione di Nova Gorizia. Credo che anche l'onorevole Nemec si stia muovendo sicuramente insieme al sindaco Arcion per fare altrettanto sul lato sloveno. È solo uno degli esempi dei prossimi progetti che possiamo mettere in campo a partire dal periodo di programmazione 2020-2026, quindi credo che sia una delle tante cose sulle quali noi della politica e le associazioni, il mondo della società civile di Gorizia, Nova Gorizia e Schempeter possiamo sicuramente parlare, allargando i nostri incontri appunto anche alla società civile. Grazie. Voilà. Dober večer, kolegi in kolegice in buonasera amici di Gorizia. Ime mi je Klemen Miklevič, predstavljam svetniško skupino Goriška.si, ki predstavlja v mestnem svetu, v novogoriškem mestnem svetu gibanje, predvsem mlajših, tistih, ki zremo v prihodnost, ki nas skrbi. Za prihodnost predstavljamo alternativo današnji oblasti v mestni občini in bi pač v našem programu smo tudi imeli ta slogan, da Nova Gorica in Gorica sta eno in je treba gledati s pogledom 360 stopinj in zato smo še posebej zadovoljni, da je danes prišlo do tega dogodka. Bi pa ob tej priložnosti opozoril na to, da ta projekt že nekaj časa traja, da so tisti, ki ga vodijo, spoznali birokratske ovire za to, da bi stvari oziroma da bi se zadeve uresničevali lahko hitreje. Upamo, da bo to znanje prineslo v bodoče tudi hitrejše delovanje projektu. Opozoril bi tudi na to, da so te projekti sicer dobrodošli, zato da polepšajo oziroma izboljšajo kvaliteto življenja v tem našem prostoru, v tem našem enovitem prostoru, da prinašajo idejo o enovitosti našega prostora, ampak da ta prostor mora razmišljati tudi naprej, se pravi ne samo za 5, 10 let, 20, 30 let naprej. Se pravi razmišljati o tem, kako bomo prostor skupaj razvijali, kako bomo s tem razvojem dosegli več, boljša delovna mesta, kako bomo z tehnologijo prispevali k temu, da bo ta prostor ne samo lep za živeti tistim, ki danes živimo tukaj, ampak bo atraktiven tudi za ljudi iz drugih regij, iz obeh strani meje, pa tudi iz druge po Evropi in po svetu. Moramo pa tudi gledati na to, da bo ta projekt prinesel razvoj ne na račun koga drugega, se pravi, da bomo upoštevali tudi, da razvoj mora biti solidaren z tistimi, ki živijo slabše od nas v okolici in v svetu. Zato vam želim uspešno delo in še naprej si nadejamo takšnih srečanj, kot je danes. Hvala. Hvala. Buonasera a tutti, sono Riccardo Stasi, consigliere comunale di Gorizia, capogruppo della lista civica Popolo di Gorizia. Innanzitutto ringrazio e mi congratulo con tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alla stesura dei progetti e spero
che adesso che siamo in decollo o quasi abbiamo raggiunto, diciamo così, una certa quota, si continuerà su questa scia e programmare eventuali progetti futuri, i quali ci permetteranno di migliorare sempre le condizioni dei territori e delle persone che ci abitano. Oggi, come dicevate prima voi, è una giornata storica ed è la migliore risposta che si possa dare a coloro i quali 4 anni fa, al momento che si approvava la delibera in Consiglio Comunale, dicevano allora che il GECT sarebbe stato un contenitore vuoto. Io allora difesi tale progetto dicendo che tutte le cose nascono con l'involucro e poi vanno riempite, come la stessa cosa la casa nasce dalle fondamenta per poi arrivare al tetto. Quindi io spero che si lavori sempre di più affinché, diciamo così, il vostro impegno e i vostri risultati siano di ritorno, diciamo così, sulla comunità e dovremmo, per arrivare a questi risultati, essere scevri da ogni, diciamo così, preconcetto campanilistico e operare come unica comunità nell'interesse del territorio e di tutti noi. Grazie. Hvala. Hvala. Najprej bi vse najlepše pozdravil. Jaz bi pa 2 besede spregovoril v imenu tistih, ki so čez celo poletje srečujemo v kajak centru ob Soči, v centru, ki so ga v italijanskem časopisu Piccolo nagovorili kot spiaggia Indiana Jones. Čez celo poletje... Če se prosim predstavite tudi, hvala. Jordan Kodermac iz Soče, ki se srečujemo tam. In ta plaža je ratala kar sama od sebe za Sokance, Novogoričane, Goričane in se srečujemo z enim velikim problemom, da Soča čez celo poletje ima 15 stopinj in mi moramo, če hočemo priti čez, preplavati in bi nam ta pasarela tam omogočila, da se tudi peš odpravimo na drugo stran in izkoristimo prostor, plažo tudi na drugi strani Soče na jezu, ki bi bila dobrodošla tako za Goričane, Sokance in Novogoričane. Sem toliko bi prosil, da bi to pašarelo pospešili, ker tam smo od najmlajših pa najstarejšima čez 90 let, tako da bi tudi ta Vuga iz Sokana doživel to pašarelo in lahko šel čez, tako kot so ljudje hodili pred 100 leti, ki je bil tam mal dol, je bil en most, ki je bil med Prvo svetovno vojno podrt. Tako da predlagam, da malo pospešite saj za to pašarelo. Hvala lepa. Hvala. Hvala za besedo. Se predstavim, David Peterin, občinski svetnik Demokratske stranke v občini Gorica. Najprej dovolite, da vas pozdravim, torej vse župane, kolege svetnike v občini Gorica, v mestni občini Nova Gorica in v občinskem svetu Šempetra Vrtojbe. Dovolite mi, da izrazim tudi vse zadovoljstvo, da smo danes tukaj prvič skupaj, prvič vsi trije občinski svetni združeni, doslej smo se srečevali na posamezno organiziranih srečanjih, po skupinah, nikoli pa institucionalno skupaj. Verjamem, da je danes zgodovinski dan, ampak ne sme ostati edini. Moramo nadaljevati, se strinjam s kolegom Vodopivcem iz mestne občine Nova Gorica, da ta srečanja morajo postati redna. Vsakokratko proučujemo predlog, temo, dokument, ki ga lahko predstavimo v vseh treh občinskih svetih, je prav, da se najprej o njem dogovorimo skupaj in da ga proučimo, potem formalno pa lahko sprejmemo v posameznih občinskih svetih. Ta meja, ki jo imamo tukaj, ni nikoli bila železna zavesa, kot so jo opisovali. Smo imeli propustnice, smo organizirali marsikatero pobudo srečevanja, se pa strinjam zelo z županom Ziberno, da so ta bila formalna srečanja.
Danes pa prestopamo v dejanske odločitve, ki imajo konkretne posledice. Niso srečanja prijateljev ali pa institucionalna srečanja, v neke vrste pobraten, so upravna srečanja. Bi podčrtal besede, nekatere od besed, ki jih je povedal predsednik Golob, da pomembno je, da se ob vsakem postopku, ob vsakem projektu, ki ga začenjamo v eni ali drugi občini, začnemo razmišljati čezmejno. Primer je lahko prometni načrt, primerov je nešteto. Pomembno je torej, da jih začenjamo že od celega začetka nastavljati skupaj, kar konec koncev agglomerat mestni je enoten. Mi sia consentito parlare anche in italiano da rappresentante della comunità slovena di Gorizia. Noi viviamo da sempre, da quando esiste questo confine, questo agglomerato come la nostra casa. Siamo a casa sia a Gorizia che a Nova Gorica che a Szentpéter-Wertőjba. E io spero che il GECT, l'EZTS, porti questo approccio a questo territorio, come lo viviamo noi, a tutti i cittadini di Gorizia, di Nova Gorica e di Szentpéter-Wertőjba. Grazie, hvala lepa. Hvala. Če ni, prostite. Ja, nisem videl. Buonasera a tutti, dober večer vsem. Jaz bi tudi rada pozdravila v svojem imenu. Jaz sem Marelka Koršič, za slovensko skupnost, ki je nastopila skupaj Gorica Centosoni in slovenska skupnost v imenu še Gorica je tua, mislim vedno ta naša je bila Gorica je tua, perkorsi Goricijani in z demokratsko stranko. Torej vsem lepo pozdrav in hvala kolegom, če ne bodo govorili, govorim še v njihovem imenu. Tudi mi smo zelo zadovoljni, da je prišlo do tega srečanja, predvsem srečanja teh treh občinskih svetov in s župani in to pozdravljam in tudi jaz upam, da se bomo še večkrat srečali, kar smo tudi mi večkrat želeli v občinskem svetu, toliko let. S pomočjo EZTS naj se uresničijo ti načrti, lepi načrti o Soči, čezmejnem zdravstvu in sociali. Vse to je pomembno, da se izboljša življenje ljudi, ki živijo na tem prostoru in so bili, kot so že prej povedali moji ki so govorili pred menoj, da so bili vedno med seboj povezani. Vse to nam naj nudi tudi povezovalno vlogo nam Slovencem, ki živimo v Gorici, onkraj meje in kot manjšina lahko veliko tudi pripomoremo kot en most med dvema narodnoma in tudi marsikaj si znamo povedati. Hvala lepa. Hvala. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Zotti Franco, capogruppo della Lega Nord di Gorizia e consigliere di Gorizia. Diciamo tante belle cose oggi, però io sono quasi 60 anni che vivo a Gorizia e ho vissuto anche nei periodi quando c'era la Jugoslavia, c'erano i confini. E vi posso garantire che tutto sommato si sopravviveva, insomma, ecco. Però quello che mi preoccupa oggi come oggi sono i giovani che purtroppo sono allo sbando, perché una volta forse tra Slovenia e Italia c'era più feeling a livello sportivo, c'erano più manifestazioni. Io mi ricordo, io giocavo a hockey e mi ricordo che venivo a giocare qui sul confine dove c'è la stazione. Mi ricordo a livello motociclistico che c'erano i campi di motocross, a Sempas, adesso Wertőjba mi sembra che lo stanno chiudendo. Secondo me, perché il problema qual è? Il problema della droga, che nessuno ha parlato. I nostri giovani purtroppo, perché sono poco impegnati, perché non c'è lavoro, perché c'è poco sport, perché lo sport costa, automaticamente purtroppo usano la droga. E questo è un problema grossissimo che chiedo al mio amico Matteo che bisogna prendere in prima considerazione perché è un problema grossissimo. Poi per quanto riguarda la sanità, a me va benissimo, finalmente riusciremo a nascere in quello di Gorizia perché purtroppo noi goriziani siamo una razza di estinzione, perché dobbiamo nascere a Udine, a Trieste, a New York, ma spero di riuscire a nascere magari in questo GECT
Io lo chiamo jet perché l'ho paragonato a un aereo che è 6 anni fermo perché mancavano i soldi per il kerosene. Adesso sono arrivati questi soldini, speriamo di mettere il kerosene e di far partire questo aereo, farlo decollare una volta per tutte. Parliamo di concorrenza sul lavoro, parliamo di problemi dei trasporti, per esempio. Oggi come oggi Gorizia aveva 1000 ditte di trasporti, oggi non ne ha 5-6. Quindi bisogna, caro Matteo, la benzina deve costare uguale a Gorizia, a Nova Gorica, a St. Peter, perché così possiamo vivere. Ma parlo col sindaco, so che lei avrà contatti a Lubiana, però dico, no, chiamo Matteo perché il mio capo si chiama Matteo Salvini, quindi mi resta impresso questo nome, capito? Facciamo un po' di politica anche. E così i trasporti urbani, torno a ripetere, io guido l'autobus, quindi di trasporti me ne intendo. Quindi adesso chiudo perché sennò sto allungando un po' il discorso, ma parliamo di questo problema, dello sport, della droga, dei trasporti. Tutto sommato, torno a ripetere, io spero che si parta, ma perché la gente non ci crede più. Troppa burocrazia, dobbiamo un po', cara dottoressa, sta Europa mettiamola un po' da parte, ormai siamo autonomi, abbiamo i soldi, partiamo, no? Partiamo, grazie. Grazie. Prosim. Vsem skupaj prisrčen pozdrav, sem Marinka Oswald, svetnica iz Šempetra pri Gorici, iz Nove Slovenije. Prisrčno pozdravljam današnje srečanje, ne bi več govorila o superlativih, ker jih je bilo že dovolj povedanih, oziroma nikoli ni dovolj pohvale, tokrat je bila pohvala zelo velika. Jaz bi samo še eno dodano vrednost dodala k temu. Velik most med projekti, posebno tem projektom, predstavljajo naši zamejski Slovenci in to prav zaradi svoje dvojezičnosti. Že ko je gospa Sodini bila nekajkrat v Šempetru in nam je razlagala ta projekt, sem jaz opozorila prav na znanje jezika. Ker prijateljstvo se začne, ko poznamo tudi jezik svojega prijatelja. Zato bi ne bilo slabo, da bi to dodano vrednost imenovali tudi dvojezičnost tudi v šolah. Vemo, da v evropskih šolah že majhni otroci govorijo po 3 jezike in to aktivno. Zato bi mogli vlagati tudi v to, da bi naši otroci imeli dodaten pouk, skoraj obvezen v naših šolah in pa v italijanskih šolah, da bi se tako lažje sporazumevali. Najlepša hvala. Hvala. Tudi jaz se seveda pridružujem najprej vsem predsedujočim z vsemi zahvalami, ki so že bile izrečene. Sem Tatjana Krapše, predstavnica vladajoče stranke v državi, SMC, in sicer mestna svetnica. Spodbudilo me je pravzaprav razmišljanje moje predhodnice. Povedala vam bom najprej uvodoma eno anekdoto, ki je sicer resnična. Vprašala sem otroke pred kakšnimi 15 leti znotraj nekega projekta, kaj bi se zgodilo, če bi te zamrznili in te ponovno obudili čez 100 let. To je 10-letnik, ki je odgovarjal in odgovarjal je zadeve kot so. Ne bi več imeli prostora za živeti, zato bi imeli letalomobile in sanjarje in sanjarov. Marsikje vidimo tak prostor danes. In vprašam danes, kaj bi se zgodilo, če bi nas zamrznili in nas prebudili v teh sanjah, o katerih se danes sanja, čez 100 let. Iskrene čestitke za ta trud. Hkrati pa bi rekla, kot delavka na področju predvsem vzgoje in izobraževanja, resnično ne pozabimo na mlade, na tiste mlade, ki želijo. Imela sem možnosti 10 let delati v tako imenovanem projektu Evropska vas, kjer smo združevali otroke, najstnike in mlajše otroke čez mejo iz občin, ki so tukaj prisotni in iz Nove Goriške občine in še širše.
In kaj smo naleteli na problem? Želja otrok, želja učiteljev, ustvarjalnost, inovativnost, ampak problemi so zakonodajnega vidika, kot ste sami omenjali. Zato predlagam, kljub projektom, ki jih predlagate, super, ne pozabite na področje tudi šolske zakonodaje, kajti zagotovo tu se spreminja kultura bivanja. In če spreminjamo pri mladih, zagotovo je tu večja verjetnost, da se bo to spremenilo. Hvala. Hvala. Če smo izčrpali posege in če lahko zaključim, Grazie. Io mi chiamo Marco, sono un semplice agricoltore. La domanda che faccio a voi: che fine ha fatto quella specie di fantasma della diga sull'Isonzo che si leggeva ogni tanto sui giornali? Il GECT riesce, diciamo, a dire la parola fine al progetto della diga o dovrà imparare a coesistere? La domanda finale: la diga di 5 milioni di metri cubi prevista proprio a Gorizia è definitivamente un discorso chiuso e potrà, diciamo, in futuro riapparire e complicare un po' la vita a tutti? Grazie. Bi samo opozoril, da to je eno dodatno vprašanje, ki pa ne rečem, da ne spada danes, ampak ne bi želel odpirati dodatnih diskusij in razprav. Tako da dopustimo to za direktorco ali tistega, ki hoče odgovoriti, ampak potem zares bomo zaključili. Ma dunque, devo essere sincera, avendo anche lavorato con la Regione Friuli Venezia Giulia nella stesura dei progetti, che nessuno mi ha detto di una diga dell'Isonzo così importante, tra l'altro, anche con la direzione ambiente, con gli uffici preposti, per cui da un punto di vista della realtà odierna io non ne so nulla, devo essere sincera, poi possiamo però informarci. Se ne parlava. Ecco, non è... V redu, torej, kot sem prej rekel, zaključujemo to zasedanje. Če je moral biti, oziroma če je to prvi korak skupnega zasedanja 3 občinskih svetov, mislim, da smo zares začeli zelo dobro, da ste začeli zelo dobro in želim tudi čestitati vsem, ki ste posegli, ker ste se držali zares evropskih časov, manj kot 3 minute. Tako da smo začeli na najboljši način, nismo želeli izčrpati vsega danes, ampak to je zares začetek nove poti, kot ste povedali, tudi v posameznih občinskih svetih boste sedaj delovali in gledali globalno, ne samo localno. Concluderei anche aggiungendo che non so quanto casualmente, ma questa odierna assemblea coincide più o meno col decennale di Schengen. Quindi abbiamo iniziato i festeggiamenti della caduta dei confini Schengen nel migliore dei modi possibili. Hvala vsem, grazie a tutti. Facciamo? Sì? Bom, dai. Scusate un attimo, še trenutek, prosim. Samo trenutek potrpežljivosti, un attimo di attenzione ancora. Sì, grazie. Siccome costruiamo pezzettino per pezzettino, ci voleva un attimo di brivido, suspense. Allora,
Nella cartellina, e questo è oggi un momento anche importante per l'attività del GECT da un punto di vista amministrativo e regolamentare, e io apro una piccola parentesi, vorrei ringraziare Tania, Tea, Fabiana, Laura e Monica per tutto il lavoro che è la struttura del GECT che hanno fatto, i miei ringraziamenti. Che se lo meritano tutto l'applauso. Dunque, relativamente alla cartellina che avete avuto, all'interno vi è una determinazione, chiamiamola così, che a noi piacerebbe oggi che venisse assunto un impegno dai 3 consigli comunali affinché questo documento possa essere portato in discussione all'interno poi delle sessioni dei consigli comunali. Di cosa si tratta? Come vi ho detto, il GECT è una stazione appaltante unica. Ci troviamo però in un territorio transfrontaliero. Come GECT in Italia, poiché abbiamo sede legale a Gorizia, anche se esercitiamo l'attività su tutto il territorio, noi si applica la norma italiana. La direttiva europea però ha previsto la possibilità che i GECT possano sia utilizzare la norma italiana degli appalti che utilizzare la norma slovena. Questo ovviamente per noi è importantissimo, perché pensare di infrastrutturare una parte di un territorio sloveno col codice degli appalti italiano è praticamente impossibile. Pertanto, attraverso i vostri consigli comunali, voi potreste autorizzare l'assemblea del GECT a decidere di volta in volta, e sto parlando degli interventi infrastrutturali perché sono quelli che più complessi e complicati, di delegare all'assemblea del GECT la decisione su quale normativa adottare. Questo è un passaggio di pianificazione unica del nostro territorio che ci è consentito dalla normativa europea che ha pensato al nostro territorio e pertanto è un tassello per noi fondamentale per semplificare l'attività poi regolamentare normativa del GECT. Per cui questa è la richiesta di poter portare all'interno dei propri consigli comunali questa determinazione che è stata già vista anche dagli uffici per poter poi semplificare l'operato degli appalti. Grazie, questo è tutto. C'è un intervento. Livio. C'è un intervento? Prosim. Samo trenutek, ne bi rad bil tisti, ki že na začetku bi rekel komplicira, vendar dovolite mi eno vprašanje. V prvi, drugi, tretjem odstavku tega sklepa ali tega dogovora je napisano, kolikor skupščina EZTS-GO odločitve glede nacionalne zakonodaje, po kateri se bo posamezno javno naročilo izvajalo, ne sprejme in tako naprej. V katerih primerih skupščina EZTS-GO ne sprejme zaradi težav z, bi rekel, predpisi, zaradi težav s sklepčnostjo, zaradi težav zagotavljanja, bi rekel, parcialnih interesov. Ta odstavek meni ni všeč, bom pa tako rekel, ne vidim potrebe po njemu, kajti pričakujem, da bo skupščina EZTS kakorkoli prišla do konsensa, do soglasja in bo pač sprejela ustrezen sklep. Hvala. Opozorim samo, da kot skupščina smo vedno do sedaj soglasno glasovali in podprli, tako da ne bo problema. Bom jaz en odgovoril na to. Res je, da ni bilo še nikoli takega primera in ga niti ne more biti, je pa to direktno prepisano iz statuta EZTS, statuta, ki sta ga potrdili obe vladi. Tako da lahko se vprašamo, ali je tak sklep dodatno zapisan tukaj potreben. V resnici ne bi bil, je pa pošteno do vas, da ga poznate. Zato ker tak
Tak odstavek velja že od ustanovitve EZTS-ja pred davnimi leti. Zato je prav, da ga imate pred seboj, da se ga tudi zavedate. Se pa še nikoli do zdaj ta odstavek ni uporabil in ne verjamem, da se kadarkoli tudi bo. Hvala, zdaj mislim, da zares lahko zaključimo z lepim aplavzom vsem.